Valutati di più, ci penseranno gli altri ad abbassare il prezzo. L'università sviluppa tutti i caratteri di uno studente, compresa la stupidità. Non sono solo i prigionieri a diventare insensibili e induriti dalle punizioni corporali, ma anche coloro che le infliggono o che vi assistono. Quando fissi a lungo il cielo profondo, senza distogliere lo sguardo, i tuoi pensieri e la tua anima si fondono in una consapevolezza di solitudine. Cominci a sentirti irrimediabilmente solo e tutto ciò che un tempo consideravi vicino e caro diventa infinitamente distante e privo di valore. Quando hai sete, credi di poter bere un mare intero, e questa è la fede. Quando inizi a bere, 2 bicchieri ti bastano, e questa è la scienza. Spesso non diamo alcun valore alla nostra opinione, nemmeno quando è saggia, ma la difendiamo strenuamente di fronte all'opinione di ogni persona che riteniamo stupida. La concisione è sorella del talento. Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità. La buona educazione non sta tanto nel non versare della salsa sulla tovaglia, ma piuttosto nel non mostrare di accorgersene se capita a qualcuno. Solo i selvaggi e gli animali sono sinceri, ma una volta che la civiltà ha introdotto richieste di comfort, la sincerità svanisce. Quando fai parte del gregge, è inutile che abbai se ci vuoi restare. Scodinzola. La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l'ha cercata. Quando ami davvero, scopri in te tale ricchezza, tale dolcezza e affetto da non credere d'essere stato capace di amare tanto. Che fortuna possedere una grande intelligenza! Non ti mancano mai le sciocchezze da dire. Non permettere alla lingua di oltrepassare il pensiero. In 20 anni ho trovato un solo uomo intelligente in tutta la città, ed è pazzo. La vera felicità è impossibile senza la solitudine. Per quanto tu nutra un lupo, lui guarderà sempre verso la foresta. Se per una malattia vengono prescritti molti rimedi, puoi essere certo che quella malattia non ha cura. Non possiamo sempre conoscere i perché e i per come. A un uccello vengono date 2 ali, non 4, perché con 2 può volare. Allo stesso modo, ad un uomo non è dato sapere tutto, ma solo una metà o un quarto, tanto quanto gli serve per vivere, tanto gli è concesso di sapere.